Buongiorno, Focus TG, la prima edizione dei nostri notiziari su Rete Veneta. E caccia aperta Fleximan all'uomo o gli uomini, forse potrebbe trattarsi anche di una banda che segano i pali che sorreggono gli autovelox. Tra poco andremo in diretta da Chiara Gaiani da Cadoneghe, ma intanto facciamo il punto sulle indagini. Una traccia del suo passaggio. I vigili della Federazione del Campo San Pierese stanno passando a setaccio i varchi elettronici di ingresso ai 10 comuni che ne fanno parte, alla ricerca del misterioso giustiziere che nella notte tra lunedì e martedì ha segato il Velox posizionato lungo la strada provinciale brentana Villa del Conte. Qui Fleximan avrebbe usato un giratubi manuale. Su di lui 4 procure hanno un fascicolo aperto contro ignoti. Si indaga per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e anche per furto aggravato, perché nell'ultimo blitz il misterioso giustiziere avrebbe fatto sparire il dispositivo elettronico all'interno. Dopo il 13° colpo, potenziati i dispositivi di controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Per riuscire a individuarlo si valuta anche il posizionamento di fototrappole. Un Velox da 11 multe al giorno di media, quello segato lungo la provinciale brentana, che non sarà riattivato a breve. Questo l'annuncio di Sara Gaiani, presidente della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, che continua a ribadire: la sicurezza di chi viaggia sulle nostre strade resta la cosa più importante. E sulla questione degli autovelox, la guerra agli autovelox, abbiamo raccolto i pareri di alcuni sindaci della provincia di Padova, tra cui quello di Tribano, uno dei comuni colpiti da Fleximan. Vediamo. Io sono sicuramente contrario a attacchi di questo tipo, perché insomma a tacer d'altro si tratta di reati, quindi non vanno fatti, sono contrario. Detto questo, poi se non si è d'accordo sull'installazione di strutture, ci sono tutti i mezzi democratici. Noi ci eravamo impegnati a fare le 2 rotatorie e a mettere un sistema di controllo di velocità. Poi è capitato un po' di tutto, io penso ci siano delle ragioni da valutare, lo faremo con tutti i sindaci. Una cosa è certa: quando uno passa a 157 km all'ora su una strada come questa e alla fine paga una multa e passa tutto, c'è qualcosa che non va. Questi erano i sindaci, ovviamente polemiche e anche reazioni da parte politica. Adesso addirittura Fleximan lascia i messaggi, no? Sta arrivando Fleximan, sono pronto a colpire, quindi prende anche per i fondelli le forze dell'ordine che gli stanno dando la caccia. Ma sentiamo cosa hanno detto appunto alcuni politici a riguardo. Sulla vicenda degli autovelox danneggiati intervengono anche 2 figure istituzionali che hanno però ben chiaro il punto di vista dei sindaci. Il deputato Alberto Stefani, segretario veneto della Lega, che è tuttora sindaco di Borgoricco. Seppur questi atti vandalici siano da condannare, credo che sia fondamentale ascoltare il disagio dei cittadini sulla tematica degli autovelox. L'Italia è il paese che ha più autovelox d'Europa, 11.000 rispetto ai 4.000 della Francia e ai 5.000 della Germania. Segnale che un abuso di questi strumenti c'è stato. Bene la stretta, bene i limiti a questi strumenti, e credo si debba andare nella direzione di misure prevenzionistiche, quindi di postazioni che funzionino soltanto con gli appostamenti della polizia locale e magari con un utilizzo di questi strumenti soltanto in alcuni orari della giornata. Spesso gli autovelox colpiscono persone che vanno al lavoro e noi questo non lo possiamo permettere. A mediare tra condanna del gesto e disagio dei cittadini ci prova Elisa Venturini, vicepresidente veneta dell'Associazione dei Sindaci, ma anche a sua volta primo cittadino per 2 legislature di Casalserugo. I sindaci condannano questi atti di vandalismo che si verificano sul territorio, però dall'altro lato ci rendiamo conto che viene manifestato dai cittadini un disagio, di fronte al quale quindi una riflessione va fatta. Insomma, gli autovelox devono essere installati dove effettivamente servono e non per fare cassa. Ed evitare quindi poi quelle situazioni che creano quel malcontento da parte dei cittadini che poi possono sfociare in atti, come abbiamo visto, di vandalismo. A questo punto di vista ANCI con ACI, con prefetture, può fare una valutazione proprio per capire come procedere al meglio.
E ovviamente c'è la polemica sugli autovelox che garantiscono maggiore sicurezza, ma si sta infoltendo la schiera di coloro che proprio parteggiano per Fleximan anche sui social, rischiando l'apologia di reato, perché ci possono essere conseguenze penali per chi inneggia a coloro che compiono dei reati. Maggiore sicurezza da una parte, i cittadini invece dicono, molti cittadini dicono, i comuni vogliono fare cassa, come avete sentito. Intanto gli incidenti purtroppo continuano, sentiamo, vediamo. Ancora incidenti sulle strade del Padovano, dove nel giro di 12 ore sono rimaste ferite 3 persone. Erano le 18 di ieri quando in via Madonna, terrassa padovana, nello scontro tra 2 auto si è registrato il primo ferito, il conducente di uno dei 2 mezzi estratto dai vigili del fuoco intervenuti da Piove di Sacco. All'alba è toccato a via Campodoro, a Villafranca Padovana. Intorno alle 7, nello scontro tra 2 auto, 2 persone sono rimaste ferite. Una di queste è stata trasportata in ospedale a Padova in gravi condizioni. Ovviamente ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus e tra gli ospiti c'era l'esponente del Movimento 5 Stelle Maurizio Mestriner. Sentiamo cosa ha detto. Che però sulle strade quelle a maggiore scorrimento e a scorrimento più veloce è vero che può essere la giusta soluzione disincentivante per i mezzi che purtroppo invece le regole non le rispettano. Ci sono molti altri sistemi per andare incontro a fare sicurezza nelle strade e mi piacerebbe vederli adottati di più nei comuni, soprattutto perché tante volte devo dire che gli autovelox si trovano invece su strade secondarie, di strade piccole di comuni, dove lì difficilmente capisci il motivo per cui sono installati, oltre a non sapere bene se ci sono ancora su certe cabine oppure no. E se tutti però rispettassimo meglio le leggi, io sono il primo, devo dire, perché più di qualche volta per 1 o 2 chilometri orari ho dovuto pagare anch'io le mie multe che ho fatto purtroppo. E questo era Maurizio Mestriner. Andiamo avanti sempre sul fronte dei controlli, dei limiti di velocità, ma anche degli incidenti provocati spesso da disattenzione, uso del cellulare e anche da abuso di sostanze stupefacenti oppure di alcol, come in questo caso. Era ubriaco e drogato al volante questo automobilista trevigiano che domenica ha causato lo schianto mortale di Zoppola, nel quale ha perso la vita un 30enne. Servizio della nostra redazione di Udine di David Zanirato. Non solo ha invaso la corsia opposta uccidendo una persona e ferendone altre 2, una delle quali in modo gravissimo, guidava anche sotto l'effetto di alcol e droga. Questo è il responso sull'automobilista trevigiano di 45 anni, residente a Codognè, alla guida della Mercedes CLA 250 che si è andata a scontrare contro la Fiat Grande Punto condotta dal 30enne albanese Diorio Duca, morto nella notte di domenica 21 gennaio lungo la statale 13 Pontebana in località Ponte Meduna, in comune di Zoppola. A rivelare gli sviluppi delle indagini l'avviso degli accertamenti non ripetibili con il quale il pubblico ministero della procura di Pordenone, il dottor Federico Baldo, ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, le sue cause e tutte le responsabilità del terribile incidente. Alle operazioni parteciperanno anche i consulenti tecnici dello studio 3A Valore SPA, ai quali si sono affidati i congiunti della vittima unitamente all'avvocato Laura Fagotto del Foro di Pordenone. All'indagato, a cui il sostituto procuratore non contesta soltanto il reato di omicidio stradale aggravato dall'aver anche procurato lesioni gravissime ad un'altra persona, come detto il cugino 25enne che Duca trasportava nella sua auto, ma anche le pesanti aggravanti della guida in stato di ebbrezza, 1,46 grammi per litro, il tasso di alcol nel sangue e l'alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina, oltre alle svariate violazioni al codice della strada. Nel frattempo i familiari di Diorco Duca e la comunità albanese
si apprestano a dare l'ultimo saluto al loro caro. L'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta alla sepoltura e all'espatrio. La salma è partita da Pordenone alla volta di Bari, dove poi in traghetto raggiungerà l'Albania e quindi Tirana per i funerali che, salvo imprevisti, saranno celebrati nella giornata di domani, venerdì 26 gennaio. Come vi dicevo, tra poco ci collegheremo con Chiara Gaiani da Cadoneghe, che è stata al centro di una contesa tra decine di automobilisti multati, il sindaco, la prefettura di Padova, insomma una storia che abbiamo seguito ora per ora, quindi ne riparleremo tra poco e sempre per restare sulla versante della sicurezza stradale, per la polizia locale di Treviso è il momento di fare un bilancio, cioè la condanna di Fleximan, ma anche ovviamente le considerazioni sugli automobilisti che non rispettano il codice della strada, addirittura molti passano col rosso. Sentiamo cosa dice il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo. Sì, diciamo che il boom è stato registrato nelle prime settimane, nei primi mesi. Adesso le sanzioni sono veramente molto poche, quindi io credo che in una settimana ce ne saranno 3-4. Alla fine del 2023 sono stati circa 700 gli automobilisti passati con il rosso in via Piave, una sessantina dall'inizio del 2024 all'incrocio dell'Ostiore, dove con il nuovo anno è arrivato anche il nuovo Fotored. Questo è uno degli aspetti contenuti nel bilancio della Polizia Locale di Treviso, che ha festeggiato il patrono San Sebastiano nella chiesa di San Francesco, tema collegato nei giorni del fenomeno Fleximan, quello della velocità. Abbiamo registrato una diminuzione importante delle sanzioni per il 142 con il 20% in meno rispetto al 2022. Quindi diciamo che è un po' l'obiettivo che deve avere l'autovelox, quindi diminuzione delle sanzioni e rispetto dei limiti di velocità. Per Gallo il killer degli autovelox va condannato senza se e senza ma nel merito interviene anche Mario Conte. Sullo sfondo le parole del collega castellano Stefano Marcon, che ha chiesto ai sindaci di fare autocritica su quei dispositivi usati per fare cassa. Non so a chi si riferisse il presidente Marcon, di sicuro a Treviso qui nessuno ha mai pensato di far cassa attraverso gli autovelox. Sempre in materia di sicurezza stradale, le distrazioni alla guida restano la causa di troppi incidenti, aumentate del 200% le sanzioni per mancate revisioni. Più in generale, in un anno sono stati 39.000 gli interventi gestiti dalla centrale operativa, 72 gli ordini di allontanamento, 5 hanno portato all'emissione di DASPO e c'è stata anche una stretta sui luoghi della movida molesta. Nel 2023 abbiamo sospeso per 525 giorni o ridotto gli orari a 8 bar grazie alle 20 ordinanze emesse dal sindaco Conte. Per il 2024 il comando potrà contare su quasi 100 agenti e un nuovo vicecomandante vicario, Patrick Antonello, che affiancherà lo stesso Gallo e il vice Aurelio Valenti. Questo consentirà di potenziare l'operazione Quartieri Sicuri. A San Francesco intanto l'abbraccio della comunità. E di sicurezza stradale si stanno occupando ovviamente anche i giornali locali. Vediamo il Corriere del Veneto, i Novelox di Cadoneghe. Noi siamo stati i primi, senza la nostra battaglia Fleximan non ci sarebbe. E poi un sindaco della provincia di Rovigo che dice non mi arrendo, lui taglia gli autovelox e io li rimetto sempre. È il sindaco Natale Pigaiani, sindaco di Giacciano in provincia di Rovigo. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani da Cadoneghe. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno. Siamo proprio a Cadoneghe all'interno dell'azienda del presidente di CNA Padova e Rovigo, Luca Montagnin, che ringrazio. Allora, in questo dibattito si inseriscono anche le aziende artigiane che ovviamente, ferma restando la sicurezza stradale, ferma restando la condanna, quelli che sono comunque atti di inciviltà e illegali, il rischio è comunque che i velox diventino per aziende come la sua e per le aziende che rappresenta una vera e propria tassa. Tra l'altro lei ha proprio anche fatto uno studio, avete fatto dei dati, avete dei dati come artigiani. Sì, buongiorno, abbiamo verificato come associazione di categoria che rappresentiamo poi le categorie più importanti, quelle dell'autotrasporto e i nostri artigiani che tutti quanti i giorni lavorano e si muovono sulle strade, sul territorio delle province di Padova e di Rovigo. Abbiamo verificato insieme a un'indagine fatta da Facili.it del 2022 quanti soldi sono stati incassati per province, Padova, Verona, Belluno, Vicenza, e
quanti soldi in teoria ogni cittadino dovrebbe pagare proprio in base a quello che è stato incassato in province. Il dato che emerge veramente ci fa pensare che circa l'importo per Padova, che è un dato molto importante, siamo circa 89 euro pro capite per persona, per cui ogni persona in base ai veicoli che circolano nel nostro territorio di Padova e di Rovigo, specialmente Padova 89 euro, Rovigo 73 euro, diventa quasi una tassa occulta. Allora, far questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente, come ha detto lei prima, farsi giustizia da soli non è questa la strada da percorrere. Gli autovelox devono essere installati e posizionati proprio per l'uso che devono fare, e qual è? La sicurezza del cittadino, non per mettere queste multe e mettere in difficoltà sempre i nostri artigiani, i nostri associati, i nostri autotrasportatori che tutti i giorni corrono per le strade. Ecco, tra l'altro siamo a Cadoneghe, qui c'è stato il Velox che è stato probabilmente uno di quelli che ha fatto più multe di tutti, sono due, siamo arrivati a circa 90.000 multe, quei due Velox peraltro adesso sono stati spenti, sappiamo anche che il comune di Cadoneghe ha annullato tutte le multe, lei ne aveva presa come azienda di multe, a che punto era arrivato? Noi come azienda, i miei dipendenti e i miei collaboratori che tutti i giorni si muovono col furgoncino per andare a lavorare, eravamo arrivati a 10 multe e anche pagate tra l'altro. Adesso ci stiamo attivando per fare ricorso come dalla prefettura ci è stato insegnato di fare, e non solo noi ma anche tanti altri collaboratori e operai che lavorano nella zona industriale qui hanno preso tante multe. C'è stata anche una dottoressa che ha preso multe, addirittura anche fra poco il ritiro della patente. Questo, torno ancora a dire, non è un bel segnale, e dobbiamo lavorare insieme con le istituzioni proprio per la sicurezza del cittadino, non per far cassa. Poi succedono questi fenomeni, non è giusto, come ho detto prima, ma a far cassa oggi i comuni devono guardare in altra direzione, non devono guardare all'artigiano o all'operaio che sta lavorando, e che una multa di 50 euro pesa molto sulle tasche delle persone che lavorano tutti quanti i giorni. Ecco, probabilmente la riflessione è da fare sui limiti di velocità. Il Velox di Cadoneghe era posizionato sui 50 orari in una strada, vi confesso insomma che anch'io la facevo molto spesso, forse davvero c'era da ragionare su quel limite di 50 orari come su altri posti. Da là forse può partire la riflessione, Presidente. Va proprio da lì partita, perché deve esserci un'educazione alla sicurezza stradale. Questi strumenti servono proprio per ridurre gli incidenti e per essere più sicuri per le strade. Tarare gli autovelox a 50 all'ora per poi magari arrivare a 55-60 all'ora e prendere la multa, o magari sono tarati un po' più bassi perché poi non c'è certezza di come sono tarati o di come si possono starare. Questo diventa un problema, ma è un problema un po' non solo legato agli autovelox, ma è un problema anche legato a tutte quante le multe che gli artigiani e i nostri trasportatori prendono quando magari parcheggiano in centro storico perché devono portare un pacco a un cliente. Subito dietro c'è qualche vigile, c'è qualcuno che è subito pronto a mettere la multa sul parabrezza. Ecco, queste cose qui innervosiscono le persone, perché stiamo lavorando tutti quanti i giorni, è da tempo che chiediamo un'attenzione sia per i parcheggi sia per i parcheggi di carico e scarico per i nostri artigiani, e vogliamo essere ascoltati, perché sennò poi purtroppo, ripeto, non è questa la strada, però ci sono questi episodi. Allora io ringrazio davvero il Presidente di CNA Padova e Rovigo Luca Montagnini, ringrazio il collega Federico Cibotto da Cadoneghe, direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Chiara Gaiani e al collega Federico Cibotto. Andiamo sempre in diretta a Brera di Piave perché i ladri continuano a colpire, razziate diverse abitazioni, e questa volta addirittura la proprietaria dell'abitazione è stata presa a sassate. A te Francesca Bozza. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, insieme ad Alberto Pivetta e con me il signor Luigino Gionco, che marito della signora che, come dicevi tu direttore, si è trovato praticamente faccia a faccia con i malviventi. Ieri sera, pensate, non a notte fonda, ma erano circa le 20:10, 20:30. Quando è successo cosa, signor Luigino? Mia moglie era di sopra, ha sentito dei rumori provenire da di sopra, e quando ha aperto la saracinesca i rumori si sono amplificati e là si è allarmata, è uscita fuori in terrazzo
nel mentre che ha visto due persone che saltavano la ringhiera e scappavano per i campi. Praticamente 2 erano saliti in terrazzo, uno era giù che li aspettava. Fortunatamente hanno solo tentato di aprire la controfinestra, hanno fatto un lieve danno, niente di che, perché sono riusciti a farli fuggire. Se entravano, non so cosa succedeva. Ecco, è quello che c'è oggi, la consapevolezza a mente fredda di quello che poteva accadere. Da dire che il signor Luigino si trovava qui al piano terra, non ha sentito nulla e nel momento in cui sono fuggiti, probabilmente per mettere paura alla signora, evitare che lei urlasse, le hanno anche lanciato contro qualcosa. Sì, un pezzo di terra o un sasso, adesso penso un pezzo di terra che hanno raccolto. Però non si sono fatti scrupoli a dire che era una donna o a scappare e basta, hanno voluto anche reagire. E non si sono fatti scrupoli sapendo che voi eravate in casa. Esatto, non si sono fatti scrupoli, ma ormai vedo anche le vostre trasmissioni e non hanno più paura delle persone che sono in casa. Direttore, voglio farti vedere, loro sono entrati nel retro della casa che dà appunto sui campi, poi hanno attraversato praticamente tutta l'abitazione, uscendo qui in questo terrazzo per poi tornare indietro, e quindi si ragionava con il signor Luigino come hanno fatto ad arrampicarsi, ma soprattutto non hanno avuto problemi poi a lanciarsi dal terrazzo, considerando insomma l'altezza, non certo da poco. No, l'altezza è importante. Ripeto, probabilmente sono persone giovani, molto atletiche e riescono a fare anche questo. E chiaramente c'è l'inquietudine che abbiamo raccolto anche tra altri residenti qui, tra via Marche e vicolo Marche, ci dicono che è una zona particolarmente battuta, non si vive certo bene così prigionieri in casa, perché poi alla fine si finisce per chiudersi in casa con sistemi d'allarme. Lei ci ha detto, adesso ragioneremo anche su questo, inferiate, ma non è vita. No, non c'è più la libertà che può avere una persona, dire ok, stasera esco con gli amici, chiudo la casa. Attualmente è diventata una cosa un po' come si dice, un po' fastidioso fare queste cose qua, non riesci più a muoverti, più a uscire. Ed è anche angosciante sapere di non essere sicuri nemmeno nella propria casa. Certo, questo sì, perché una volta essere in casa ti sentivi protetto. Adesso essere in casa non ti senti più protetto, perché ti ripeto, possono arrivare da qualsiasi posto, da una finestra, dal tetto, non hanno più paura di nulla. E come nel caso della moglie del signor Luigino, non si sa come avrebbero potuto reagire trovandosi la moglie di fronte. Certo, io ho sempre detto dovevi chiamarmi, ma la reazione che ha avuto è saltare subito a vedere. Ha fatto bene, ha fatto male, non lo so, però è successo. Questo è quanto successo qui. Sappiamo di un altro tentativo, perlomeno di furto, poco più avanti nella zona delle scuole. Insomma, è una Marca trevigiana sempre più nel mirino dei ladri. Nelle scorse ore anche a Fontanelle, pensate, una ragazzina di 16 anni in casa, ha sentito dei rumori, ha chiamato il padre, un po' come è accaduto alla moglie del signor Luigino, e quando il padre è arrivato ha visto questa figura uscire dalla finestra. Insomma, ancora una volta senza scrupoli ad entrare in casa anche con le persone, i proprietari all'interno. È una situazione chiaramente che angoscia tutti quanti. Direttore, da Breda è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte, grazie Francesca, al tuo ospite. Sono malviventi acrobati, nel senso che salgono dappertutto, non hanno scrupoli, entrano in casa quando le persone sono all'interno dell'abitazione, quindi è chiaro che tutta la comunità è molto preoccupata. C'è stato a Vicenza un caso, una rapina, vittima una donna che ha riconosciuto i suoi aggressori e ha denunciato 2 nigeriani. Non so se è una donna, ma comunque sentiamo cosa dice Carlo Alberto Inghilleri.
Rumore sul marciapiede in corso Santi Felice e Fortunato. È buio, l'orologio segna mezzanotte. Una pattuglia delle volanti della questura di Vicenza di passaggio lo notano mentre corre verso Viale Verona. Gli chiedono cosa sia successo e lui risponde che è appena stato rapinato. Lui è la vittima di 2 uomini che lo hanno aggredito alle spalle e gli hanno rubato il telefono cellulare. Grazie alla descrizione dei rapinatori gli agenti si mettono alla ricerca e trovano i presunti responsabili all'interno del Parc Cattaneo. Sul posto arriva anche la vittima che riconosce senza ombra di dubbio i 2 fermati dalla polizia come gli autori della rapina. Accompagnati in questura per gli accertamenti, non sono stati trovati in possesso del telefono. Si tratta di 2 nigeriani trentenni che sono stati denunciati. La vittima, un senegalese di 26 anni, ha ringraziato la polizia per il rapido intervento. Sulla vicenda sono aperte le indagini che prenderanno in esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Era un senegalese quindi la vittima di questa rapina, servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Andiamo avanti con i tentativi di furto registrati anche a Musestre, a Vaglio e a Roncade. Qui siamo nel Trevigiano. I malviventi arrivano a spiare le vittime a pochi passi da casa. Non di più di ieri l'altro è venuta una signora da me nelle zone di Roncade, che era un fatto veramente inquietante, poverina, era molto scioccata, che ha trovato per puro caso un ladro che è rimasto per più di 10 minuti fuori dalla finestra a fissare dentro l'appartamento per aspettare che andassero a letto. Ovviamente anche loro avevano notato questa figura pensando che fosse fondamentalmente il figlio che era fuori a telefonare. Mancava il ladro civetta alla casistica della microcriminalità nella Marca. L'episodio si ricollega ad una serie di tentati furti accaduti nelle sere scorse tra Musestre, Vaglio e Roncade. Tutti episodi raccontati da chi li ha subiti a Cristian Demma perché li segnali nella pagina Facebook, ma che non hanno fatto scattare alcuna denuncia alle forze dell'ordine. La provincia di Treviso passa invece per una provincia dove la microcriminalità non esiste. Ma questo passa per che motivo? Perché purtroppo nessuno più fa denuncia. Basta pensare a quante persone anziane non possono fondamentalmente recarsi dai carabinieri o dalla polizia a fare denuncia per impossibilità tecnica, e quindi tutte quelle denunce sono già scomparse. E poi vediamo che non ci sono furti, non ci sono truffe, non c'è nulla. Numeri che, sottolinea Demma, invece servirebbero a far arrivare rinforzi in questura o nelle stazioni dei carabinieri, con indubbi benefici sul fronte sicurezza. Ecco perché dopo questi ultimi fatti Demma lancia una proposta alle forze dell'ordine. La soluzione è inserire nel portale dell'Arma o della questura una parte dove posso precompilare una denuncia e quindi posso farmi aiutare dal nipote e via dicendo, e poi passa la pattuglia di competenza a chiudere e completare la denuncia stessa, in maniera che rimanga un passaggio di quello che è successo e non resti tutto vano né nulla. Vediamo un'altra notizia pubblicata dal Gazzettino. Adolescente a casa da sola, sente dei rumori e chiama il papà faccia a faccia con i ladri. Ho avuto paura per lei, ha detto il padre, è accaduto a Fontanelle. Una maxi operazione antidroga a Vicenza per opera delle Fiamme Gialle. Andiamo subito in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia del tenente Alessio Curione della Guardia di Finanza che ci spiega cosa è successo ieri in questo blitz antidroga e qual è stato l'esito. Nella giornata di ieri è stato effettuato un controllo nelle principali zone del centro del capoluogo iberico, in particolare Corso San Lazzaro e Viale Verona, sulla base delle indicazioni emerse nel corso del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi presso la locale prefettura, e in particolare un intervento congiunto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza e della Polizia Locale di Vicenza ha portato a una serie di interventi in 2 palazzine del centro in cui è stato sottoposto a sequestro diverse sostanze stupefacenti, nonché si è giunti all'arresto di un soggetto di origini nordafricane per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Peraltro, lo stesso soggetto risultava destinatario di un provvedimento di divieto di dimora emesso dalla locale autorità giudiziaria e, in quanto tale, risultava violato e pertanto sarà oggetto di un'ulteriore segnalazione alla locale autorità giudiziaria. Nelle stesse occasioni si è proceduto alla denuncia a piede libero di un secondo soggetto e alla segnalazione alla prefettura competente di un ulteriore terzo soggetto. Ecco, cosa avete trovato quando siete arrivati lì? Una specie di bazar della droga? Le condizioni degli appartamenti sottoposti a controllo non erano adeguati a quelle che sono le misure igienico-sanitarie previste. Peraltro il numero di occupanti
era superiore a quello comunicato e previsto negli atti degli appartamenti. Ecco, io cambierei argomento perché in realtà c'è un'altra operazione della Guardia di Finanza che riguarda oro e diamanti praticamente non dichiarati alla dogana. Di cosa si tratta? Nell'ambito delle rassegne feristiche della Vicenza Oro, normalmente equipaggi operativi della Guardia di Finanza in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuano dei controlli doganali presso gli espositori presenti all'interno dell'ente fiera. In particolare durante uno di questi controlli si è giunti a scoprire una presenza di oggetti di gioielleria in oro e diamanti superiori a quelli comunicati all'atto dell'importazione dall'estero, in quanto si trattava di un espositore proveniente da Hong Kong e pertanto gli articoli di gioielleria per un valore di circa 38.000 euro sono stati sottoposti a fermo doganale e si è constatata un'evasione di diritti doganali per quasi 10.000 euro. Ecco, io ringrazio il Tenente Curione e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e complimenti come sempre agli uomini delle fiamme gialle. Andiamo nel Bassanese dove ci sono stati degli attentati incendiari che hanno distrutto 2 pizzerie dello stesso proprietario, una a Rosà e l'altra a Cassola, servizio di Vanessa Banzato. Qualche giorno fa avevano tentato di dar fuoco alla pizzeria gestita da Giovanni Cutillo a Cassola. Questa volta si sono recati nel secondo locale di Cutillo, siamo a Rosà, alla Villa da Cuti, e vedete è andato completamente tutto distrutto dal fuoco. Tra l'altro i malviventi, le stesse persone che hanno colpito e hanno distrutto il locale di Rosà sono tornate nuovamente anche alla pizzeria di Cassola e hanno appiccato il fuoco anche lì. Fortunatamente soltanto l'esterno è stato bruciato, è stato distrutto dalle fiamme, mentre a Rosà tutto è andato completamente bruciato, tutto è andato completamente distrutto e lo stesso titolare Giovanni Cutillo non esclude la matrice mafiosa. Chiaro il dolo, un'intimidazione, un avvertimento più che mai eloquente, perché dopo il tentativo di incendiare la pizzeria di via Papa Giovanni XXIII a Cassola martedì della scorsa settimana in piena notte, quando dopo aver sfondato una vetrata ed essere stati scoperti sono scappati abbandonando una tanica piena di benzina, alle 4:30 del 24 gennaio sono tornati a colpire il secondo locale gestito da Giovanni Cutillo, la pizzeria di via Mazzini a Rosà, riuscendo nel loro intento di distruzione. E non contenti, dicevamo, sono tornati alla pizzeria da Cuti di Cassola, dove le fiamme hanno danneggiato solo l'esterno del locale e parte degli infissi. A Rosà e Cassola massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, compresi i tecnici del NIA, il nucleo investigativo antincendi del Veneto, per capire da dove sia partito il rogo, e dei carabinieri che hanno piantonato i 2 ristoranti dove si sono svolti i rilievi per cercare di risalire agli autori del gesto. Nessuna persona coinvolta, ma resta la paura dopo 2 simili attentati e si temono ulteriori ritorsioni. Insomma, quindi è chiaro che si tratta di incendi dolosi e si sta seguendo la pista della vendetta mafiosa. Sentiamo cosa ci dice sempre da lì Monica Smiderle. Buongiorno a tutti, siamo tornati a Rosà in via Mazzini, alle mie spalle la vedete, la pizzeria Villa da Cuti, la pizzeria ristorante che è andata a fuoco nella notte tra martedì e mercoledì. Vedete c'è il nastro dei carabinieri che delimita l'area, è impossibile entrare perché sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma ma anche del NIA, il nucleo investigativo dei vigili del fuoco, per fare luce sull'incendio che ha praticamente distrutto il locale di proprietà della famiglia Cutillo. Indagini dei carabinieri che seguono la pista del dolo. Va detto che oltre a questo locale lo ricordiamo che si trova a Rosà e che la famiglia Cutillo gestiva da circa un mese, il fuoco è stato appiccato anche in un'altra pizzeria sempre gestita
dalla famiglia Cutillo che si trova in via Papa Giovanni XXIII a Cassola. La stessa pizzeria che era stata presa di mira da sconosciuti circa una settimana fa, sconosciuti che avevano tentato di entrare sfondando la porta d'ingresso del locale e abbandonando all'esterno una tanica di benzina. In quel caso erano stati scoperti dalla proprietaria dell'immobile che vive sopra la pizzeria e quindi erano fuggiti. La notte tra martedì e mercoledì invece sono riusciti ad incendiare questo locale e ad incendiare anche il locale di Cassola, con le fiamme però che si sono limitate all'area esterna del locale. In questo caso invece il locale è praticamente distrutto. Con i nostri microfoni abbiamo avvicinato ieri anche il proprietario del locale, Giovanni Cutillo, ed è lui a parlare di mafia, ed è lui a parlare appunto di attentato mafioso, negando però di aver ricevuto intimidazioni prima degli incendi della notte tra martedì e mercoledì. Come vi dicevo, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per far luce su quanto accaduto. Anche i vigili del fuoco sono al lavoro, episodi che naturalmente sono tutti da chiarire. Da Rosà è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Monica Schmiderle, vediamo anche le reazioni rispetto a questi due attentati incendiari. Hanno distrutto tutto? Tutto, completamente. È tutto raso al suolo, cioè, bruciato tutto, non è rimasto nulla. Sono riusciti questa volta a fare il danno. Paura, rabbia, è stremato Giovanni Cutillo, titolare delle due pizzerie colpite nella notte dagli attentati incendiari. Ma viene da pensare a una ritorsione di stampo mafioso? Beh, a questo punto penso proprio di sì. Penso proprio che ci sia qualcosa, una mano così, non penso che non possa essere stampo mafioso, anche perché hanno dato fuoco tutto il locale, quindi... Ha mai ricevuto intimidazioni, mai ricevuto qualche avvertimento anomalo? No, assolutamente, mai ricevuto minacce dirette o cose, cioè mai. Cioè, la prima volta siamo caduti proprio dal cielo, perché non ci aspettavamo una cosa del genere. La mafia c'è anche qui in Veneto? A questo punto c'è da pensare che c'è anche qua. Qualcosina c'è, perché sicuramente, non so, penso che uno si sveglia la mattina e si vada a dar fuoco al ristorante da Cuti. A quella pizzeria? Quindi qualcosina c'è sicuramente. E andiamo a vedere come facciamo il punto delle indagini sull'uccisione del 39enne albanese che viveva ad Asolo. È stato ritrovato cadavere in un bosco a Pieve di Cadore. Sì, a Pieve, vediamo. L'auto chiusa a chiave, all'interno tutto come Bleder Dedi aveva lasciato, il cellulare, il portafoglio, i soldi. Gli investigatori giunti sul posto hanno dovuto chiedere alla famiglia le chiavi di scorta per poter aprire la Mercedes. Ora si attendono gli accertamenti dei carabinieri del RIS per verificare se ci siano tracce o impronte. Dai primi rilievi non ci sarebbero all'interno della vettura macchie evidenti di sangue. Queste sono le ore salienti, quelle più importanti per riuscire a dare un nome ed un volto al killer. Sono oltre una ventina le persone sentite dai militari dell'Arma a far conoscenti i familiari, amici e colleghi di lavoro. Ogni indizio può essere fondamentale, così come lo potranno essere le immagini di videosorveglianza della zona. L'aggressione brutale a Bleder Dedia può essere stata compiuta da una sola persona, a suggerirlo le ferite, tante da difesa, sugli avambracci e sul palmo delle mani. Dedia ha tentato invano di schivare i colpi, tantissimi che lo raggiungevano in tutto il corpo. Un coltello, probabilmente con una lama lunga, arma che non è stata trovata ancora dai carabinieri. Il killer, dopo l'omicidio, è fuggito portandoselo via. Si scava nella vita della vittima per capire chi frequentava, con chi potesse avere un incontro quel sabato pomeriggio. Una zona dove è stato trovato il corpo, via dei Colli, nota per essere un'area appartata, lontana
lontana da occhi indiscreti e frequentata da coppie alla ricerca di un po' di intimità. Perché il 39enne è andato subito dopo il lavoro in quell'area boschiva, ma soprattutto con chi? L'ultima telefonata è stata fatta ad una familiare alle 16:15, poi il silenzio, fino a domenica mattina, quando la moglie ha allertato le forze dell'ordine. L'uomo era già morto. A trovarlo un amico con il quale doveva andare a pescare proprio in quella giornata. Era Paderno del Grappa, servizio di Daniela Sizzia. Adesso vediamo due titoli del Gazzettino, due notizie appena arrivate. Violenza inaudita fra ragazzine delle scuole medie, ancora il bullismo, schiaffi, pugni, calci a una compagna in mezzo alla strada. Notizia pubblicata dal Gazzettino. A Padova è successo sull'Alpe di Siusi un altro incidente sulla seggiovia, una sciatrice cade e muore, grave una 55enne. Ha picchiato a sangue i genitori ultra settantenni, è successo a Montebellune, poi si è scagliato con i carabinieri intervenuti per aiutare i due anziani. Protagonista un 42enne che è finito in manette dopo aver aggredito gli uomini dell'Arma. Calci e pugni, un'aggressione violenta contro i genitori ultrasettantenni. Sono stati proprio loro, disperati, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Il grave episodio è avvenuto a Montebelluna, in una casa dove l'uomo 42 anni viveva assieme alla mamma e al papà. Quando i carabinieri sono entrati nell'abitazione delle vittime, si sono trovati di fronte a una scena straziante. Feriti, contusi, maschere di sangue. Immediatamente è stato chiamato il 118 che ha portato i due anziani in ospedale. La donna ne avrà per 40 giorni. Più grave le condizioni dell'uomo, che è stato ricoverato e forse dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Una notizia ovviamente inascoltabile. Ovviamente la mia solidarietà va nei confronti dei genitori di questo ragazzo. Vorrei fare anche un ringraziamento ulteriore alle forze dell'ordine che sono intervenute risolvendo questa situazione. L'uomo, una furia, quando ha visto i carabinieri 3 pattuglie sul posto, si è scagliato contro di loro con strattoni e spintoni, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Il 42enne, in evidente stato di alterazione psicofisica e con problemi legati all'alcol, è stato arrestato. Deve rispondere di maltrattamenti, lesioni gravi e resistenza pubblico ufficiale. Oggi l'uomo è stato interrogato dal magistrato ed ha raccontato la sua versione. L'avvocato Francesco Pagotto, legale del 42enne, ha chiesto fosse ricoverato in una struttura di recupero, ma per ora rimane in carcere. Ci sono diverse iniziative promosse dal comune per le dipendenze, spiega il sindaco. Ci sono tante iniziative anche a livello sovracomunale proprio di aiuto non solo a chi fa abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, non resta che implementare queste attività per il bene di tutti. L'uomo, che lavora presso un supermercato, pare non fosse la prima volta che litigava violentemente con i genitori. Rimane il terrore e il dolore vissuto da questi due anziani picchiati dal proprio figlio. Dice Daniela Sizzia, c'è stato un consiglio comunale straordinario, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, a Pieve del Grappa, con unico punto all'ordine del giorno l'ipotesi di un maxi hub dei migranti a Crespano, e questa ipotesi è stata bocciata dal Consiglio Comunale. Consiglio comunale straordinario a Pieve del Grappa, con unico punto all'ordine del giorno la discussione in merito alle notizie circolate sull'ipotesi di inserimento dell'ex collegio delle Suore di Santa Maria Bambina nelle liste dei siti da valutare per l'attivazione di un hub migranti. Notizie che hanno creato non poco scompiglio tra i residenti del piccolo comune della Pedemontana trevigiana. La sindaca Rampin, dal suo canto, pensava di chiudere finalmente il discorso in seduta consiliare con la lettura della corrispondenza con il prefetto, ma così non è stato. La lettera del prefetto, soprattutto nella parte finale, dice che la questione è ancora sotto valutazione e che si riserva eventualmente di comunicare le risultanze di contatti con la proprietà e informerà appunto l'amministrazione. Questo dice la lettera. Siete preoccupati? Siamo molto preoccupati, ma siccome siamo in Italia abituati a vedere hub che potrebbero contenere 500 migranti e ne portano dentro 2000, nulla mi lascia tranquillo davanti a una situazione del genere. Il consigliere Cunial, ex sindaco, non ha dubbi su come dovrebbe ora muoversi la prima cittadina. Io andrei a parlare con il ministro di questa cosa, perché un fatto del genere in questa comunità è
sconvolgente perché è fuori proprio portata. Fuori portata, dice Cunial, secondo cui l'unica azione sarebbe che Rampin andasse a Roma a parlare con il ministro Piantedosi. Intanto i residenti non accettano l'arrivo di nuovi migranti, soprattutto nell'ex collegio in questione. A riguardo trovo assurdo che abbiano detto di no al collegio per i bambini perché non c'erano sicurezze, però per questa cosa allora sono d'accordo, quindi deve essere tutto uguale, secondo me non è corretto tutto qua. Ecco, la sindaca ha assicurato che i migranti non arrivano al collegio, ma lei come la vede? Mi sembra che siamo arrivati già full, ha capito? Sarebbe preoccupato lei se arrivassero? Certamente che sì. Siamo una piccola comunità, non c'è spazio neanche per noi, si figuri se arrivano i migranti, non è cattiveria, però ripeto, vede il paese come è strutturato, la struttura poi come è stato detto ieri non è agibile a quanto dicono, hanno mandato via i ragazzi dell'alberghiero, li hanno messi in un'altra struttura appunto per questo, perché allora non dare spazio a loro e dare spazio ai migranti. Ne abbiamo parlato, vi dicevo, ieri sera a Focus, tra gli ospiti c'era anche Marco De Blasis, consigliere comunale ad Oderzo. Sentiamo cosa ha detto. Tornati innumerevoli volte, cioè, noi abbiamo una situazione a Oderzo che è precaria da 8 anni, con 260 persone più o meno in condizioni pietose, sotto dei tendoni, da 8 anni, naturalmente non sono sempre le stesse persone, ma la situazione è sempre quella, nonostante la gestione delle cooperative abbia chiaramente comunque un introito e comunque abbia la possibilità di fare una programmazione. Ora io trovo indecente questo, cioè che ci siano delle gestioni, non in quanto il fatto che ci siano gli immigrati in strutture, che voglio dire da qualche parte li dobbiamo mettere o no, cioè cosa facciamo? Okay. E si è preso un impegno questo governo di farlo. Okay? Lasciamo perdere la questione degli ingressi, che non voglio fare strumentalizzazioni politiche. Il problema è la gestione dei migranti, che è sempre stata trascurata, non è mai stata affrontata, e non basta dare in mano a una gestione, a una cooperativa, perché la cooperativa si preoccupa di fare i propri interessi, di fornire i livelli essenziali. Non andiamo poi a valutare e dovremo andare a vedere anche se effettivamente fanno quello che dovrebbero fare, come i corsi di formazione, di legalità, di istruzione, che secondo me sono assolutamente insufficienti. Poi è chiaro che qui noi abbiamo sempre cercato a suo tempo di proporre l'accoglienza diffusa, che è stata distrutta, frantumata da tutte le amministrazioni locali, perché chiaramente è meglio sempre a casa di qualcun altro, senza avere la capacità e il pensiero che una immigrazione gestita e strutturata potrebbe essere solo una risorsa. Potrebbe essere solo una risorsa, ha detto Marco De Blasis. Torniamo a Vicenza, dove ci sono storie, tante storie, come in tante altre città italiane, di disagio sociale. La Polizia di Stato è intervenuta in un paio di occasioni nella stessa giornata per soccorrere uomini e donne che hanno bisogno di assistenza e aiuto. Sentiamo ancora Carlo Alberto Inghilleri. Storie di solitudine, storie di vita vera che fanno riflettere, storie di solidarietà, storie di umanità. Il teatro dove avvengono questi fatti è sempre la stessa città, Vicenza. La prima storia avviene in via Negrin, dove un 28enne da tempo abbandonato dai suoi familiari rimane chiuso fuori dal suo appartamento. Sul posto gli agenti constatano che l'uomo, seguito dai servizi sociali del comune, è aiutato da tutti i condomini che ormai da tempo cercano di dargli assistenza, supporto, perché in evidente stato di disagio. Di giorno in giorno, dandosi il turno, lo supportano nelle faccende domestiche, nel pagamento delle bollette, nella preparazione dei pasti. I poliziotti riescono ad arrampicarsi sul balcone e, aprendo una finestra, entrano nell'appartamento per aprire la porta e far entrare il 28enne, che ringrazia per l'aiuto dato dagli agenti e dai suoi vicini. Una situazione, la sua, che è stata ulteriormente segnalata al servizio sanitario e ai servizi sociali per i necessari interventi a supporto. L'altra storia avviene in Viale Margherita, dove un uomo scalzo mostra segni di incontinenza. Qualcuno chiama i soccorsi e arriva la polizia. Gli agenti si trovano di fronte a una persona senza scarpe, con i vestiti logori. Parla in inglese, poi dopo qualche minuto inizia a rivolgersi ai poliziotti in italiano con l'appellativo di vostro onore. Gli agenti cercano di parlarci, di capire,
e dai documenti emerge che si tratta di un ex avvocato della provincia di Rovigo in evidente disagio. Per assisterlo è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118. Storie di emarginazione, di solitudine, storie di veneti, di vicentini che vivono con noi nella stessa città. Andrea Basso e Italo Morao in regia per questa edizione di Focus TG. Adesso andiamo in diretta, mi pare a Cisone di Valmarino, con Lucio Zanato, perché ci sono veneti che lasciano gli Stati Uniti per tornare nella loro terra. È una bella storia. A te, Lucio. Buongiorno direttore, sì, ci siamo quasi, siamo nel comune di Cisone di Valmarino, però in realtà siamo nella località di Rolle. E io sono qui perché stiamo registrando una nuova puntata di Agricoltura Veneta che parte da una notizia, cioè il più 28% di immigrati che diventano imprenditori agricoli, quindi una storia di integrazione assumendosi la responsabilità di un'azienda. Allora stiamo registrando, abbiamo fatto già un primo elemento, lo vedremo poi assieme, stiamo vedendo due esempi, uno che viene dagli Stati Uniti, un altro invece che viene dall'ex Unione Sovietica. Allora, cominciamo con questa che è la storia di un italiano, di un trevigiano, che va in quel di Miami e lì fa fortuna. Una storia che ci viene raccontata direttamente dalla coppia che in questo momento è qui, ovvero Catherine e Edoardo Ribetti. Mi metto in mezzo a loro, così non do le spalle a nessuno. Allora, cominciamo con Edoardo perché è lui l'italiano, poi Catherine invece è di Miami, poi sentiremo anche lei. Edoardo, intanto perché siamo qui e perché questo territorio per te è molto importante? Siamo qua perché crediamo moltissimo nel territorio, è un territorio speciale dove io con la mia famiglia passavo i fine settimana, le Pasque, alcuni Natali e pertanto sin da bambino venivo qua e innamorato di questo posto. Però tu stavi a Miami, facevi il broker finanziario, facevi una barca di soldi, giravi con la Porsche arancione, sì. Cosa ci fai in mezzo qui alle sterpaglie? E non dimenticarti le ragazze anche. Questo non lo volevo dire perché c'è tua moglie qui vicino. Lei è l'esemplare perfetto della donna, diciamo, di Miami, no, a parte gli scherzi. Sì, io Miami l'ho vissuta per 25 anni, l'ho adorata, ma nella vita quando hai delle opportunità come queste bisogna avere coraggio, chiudere gli occhi e fare quello che la pancia e il cuore ti dice di fare. Diciamo il cuore ma anche l'amore, perché Catherine ci dirà poche parole perché sta studiando l'italiano, questo dimostra. Allora, cosa è successo l'ultimo giorno del 2020 se non sbaglio? Questo era un giorno che stava preparando una bevanda, un cocktail di Prosecco e leggo questa cosa della zona, però in questo momento ho sentito che era un perfetto momento per venire a Rolle e a Italia e un po' di cambiamento della vita. E allora tu hai preso da casa, cosa hai fatto? Sì, noi abbiamo venduto la casa, è tutto un cambiamento della vita a Miami, però è un sogno per vivere qua. Molto tranquillo, bellissimo, la gente italiana è molto gentile, sono felicissima di stare qua. Però diciamo che lei è la vera, perché lei ha preso l'ultimo giorno del 2020, direttore, ha detto è andata in ufficio da Edoardo e cosa ti ha detto? Let's do it, let's go do Prosecco, cioè andiamo a fare Prosecco. Mia moglie ha conosciuto la proprietà nel 2014 e fu presa appunto, fu un amore a primo impatto e quando ha espresso questo desiderio, o meglio questo spunto, mi ha convinto immediatamente e ho avuto una reazione appunto di pancia e adesso sei qua? E 4 mesi dopo la casa l'ha venduta e un anno dopo ci siamo trasferiti qua a Rolle e abbiamo comprato la totalità dell'azienda agricola che faceva parte della famiglia almeno di un terzo nostra,
e 2/3 l'altra fa parte della famiglia. Quindi ci ha messo anche praticamente tutti i soldi che ha guadagnato nel tempo, quasi tutti, però c'è un progetto di vita perché sì, bellissimo, un paradiso, un sogno, un'avventura, però voi insomma siete anche concreti, quindi qui che cosa volete fare? Avete già impresa agricola? Certo, abbiamo già l'impresa agricola, ho dovuto purtroppo estirpare i vigneti che c'erano, abbiamo aspettato Venezia per appunto avere le approvazioni per i nuovi progetti di vigneti. Perché qui va detto siamo nel cuore dei siti UNESCO, del sito UNESCO, quindi qualunque cosa, paglia compresa, bisogna fare una domanda per spostarla. Esatto, anche cuore degli OCG, della denominazione di Conegliano Valdobbiadene. Pertanto, il vostro futuro come lo vedete qua? Il nostro futuro vediamo il 50% produzione di vino prosecco e il 50% vogliamo portare l'America a conoscere questo territorio. Ecco, una cosa importante, direttore, l'America conosce questo territorio ma soprattutto ama questo prosecco. L'America adora il prosecco, l'americano adora il prosecco, non conosce ancora il territorio, per me è la cosa più importante, che conosca il territorio, che capisca quanto sia bello ma anche difficile da lavorare, ed è per questo che diciamo l'uva, il glera delle colline ha un valore particolare, proprio perché rappresenta il lavoro, il sacrificio di generazioni e di un va territorio. Va raccontato dall'altra parte dell'oceano. Però direttore, adesso io ci farei vedere il servizio invece che riguarda un altro immigrato che in Italia con 1000 difficoltà dopo 25 anni è imprenditore agricolo, ha fatto famiglia, l'ha ingrandita, insomma una bella storia. Questa volta ci spostiamo a Roncade e l'imprenditore in questione, l'immigrato in questione arriva addirittura dalla Moldavia. Perché è arrivato in Italia? Perché tutti come io venivamo fuori per trovare un lavoro, una vita più sicura. È una storia comune di immigrazione, quella di Andrei Dragancea, partito dalla Moldavia per una vita migliore. La sua è una storia di integrazione possibile, iniziata però nel peggiore dei modi, da clandestino, letteralmente scaricato a Padova. Perché a Padova ci hanno abbandonati in mezzo alla strada e ha detto arrangiatevi, andate dove volete. E da lì è cominciata la sua storia, che è cominciata lavorando di notte, lavorando dove si riusciva a trovare. Abbiamo cominciato con qualche ora, con scarico merci in zone industriali, dopo qualche lavoro più sicuro ho provato più lavori, finché dopo sono tornato a casa perché avevo la moglie con una bambina piccola. Così Andrei torna pagando dei passeur albanesi con la sua famigliola e si adatta a dormire nelle case diroccate. Ho vissuto anche in case abbandonate, anche in mezzo al campo, su un cartone, in pioggia, perché così erano i tempi. Anni 99 che se non ti mettevano su un aereo ti mandavano a casa, ma per arrivare qua si spendeva un sacco di soldi. Oggi dopo 25 anni Andrei è un vivarista di Roncade, uno dei tanti stranieri che portano avanti l'agricoltura trevigiana e veneta, che lo scorso anno ha visto un boom di partite IVA in tutta Italia. Più 28% di stranieri che si sono messi in proprio lavorando i campi. No, io ho fatto il dipendente di qualche vivaio e dopo ho visto che per me era troppo piccolo fare qualcosa che dicevano altri, ho voluto fare io da solo, tutto mio. Crescere le piante, fare le piante, arrivare a qualcosa di nuovo, non so, fare qualcosa di più. Oggi Andrei e la moglie Nadia gestiscono il loro vivaio lungo la Treviso Mare. Ha acquistato il terreno, poi altri appezzamenti a Silea, poi la casa di proprietà per un esempio di integrazione possibile che continuerà con le 2 figlie che qui studiano e lavorano. Tutto bello? Non proprio. Come vieni trattato? Da straniero oppure sei integrato? Bosco senza rami secchi non c'è, ma più rami sono vivi, vuol dire che più persone mi trattano da persona come loro, ma c'è qualcuno che ti tratta anche come niente. Ma Nadia e Andrei non si scoraggiano perché sanno di essere la prova che si può fare. Qual è il consiglio che dai a un giovane che magari immigrato vuole inserirsi partendo proprio dall'agricoltura? Ascoltare, capire, dopo fare. Un po' un passo alla volta, perché meglio passi piccoli e sicuri che passi grandi e insicuri in questo caso. Salvatore Ferretti, presidente CIA Treviso. Allora, abbiamo sentito la storia di Andrea adesso, abbiamo sentito prima la storia di Catherine. Cosa dire? C'è una immigrazione possibile, un'integrazione possibile grazie all'agricoltura?
Assolutamente, è un'integrazione che deve essere fatta e con delle storie così belle, insomma, è anche molto positivo vedere queste realtà. In questo caso si passa dal sogno americano al sogno italiano e al sogno poi del Conegliano Valdobbiadene, quindi una realtà di grossa soddisfazione per tutti noi e per questo territorio. A te, direttore. Intanto volevo ringraziarti perché hai raccontato delle storie bellissime, complimenti ai coniugi che sono tornati a Rolle. Però volevo chiederti, siccome arrivano a Focus e nei nostri programmi tanti sms che dicono perché non parlate mai della rivolta degli agricoltori in Germania, in Europa, e io rispondo sempre, abbiamo una rubrica di agricoltura che è la più seguita in assoluto, che è quella di Lucio, tu probabilmente ne hai parlato e comunque puoi dirci brevemente cosa sta accadendo? Sì, allora direttore, molto semplice. Diciamo che lunedì scorso noi abbiamo dato la notizia nel notiziario all'interno del settimanale. Lunedì scorso doveva esserci un primo movimento a livello nazionale di questa organizzazione che si chiama, se non ricordo male, GAP, se non sbaglio, cioè Gruppi in Azione per l'Agricoltura, e c'è stato qualche movimento nella zona del Piemonte, però in Veneto non si è mosso nulla. Noi abbiamo dato notizia proprio nel notiziario, aspettavamo di avere qualche riscontro perché abbiamo qualche contatto di questa organizzazione, però in questo momento in Veneto non si sta muovendo nulla, questo te lo posso garantire perché è una delle cose che stiamo seguendo. A te. Grazie molto a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto da Rolle, Comune di Cison di Valmarino. Andiamo in pubblicità e poi andremo da Filippo Fois in diretta da Venezia perché oggi è inaugurata una mostra in prefettura in vista del giorno della memoria che cade sabato. Pubblicità. Nuovo in diretta con Focus TG, vi dicevo, per il giorno della memoria, per ricordare e non dimenticare mai la Shoah, quello che accadde purtroppo in quegli anni. Andiamo in diretta da Filippo Fois a Venezia. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in compagnia di Dario Calimani, che è il presidente della comunità ebraica di Venezia. Buongiorno Calimani. Siamo in prefettura dove si è appena concluso un lungo incontro che è partito questa mattina, tra l'altro con l'inaugurazione della mostra che forse intravedete alle nostre spalle, che ripercorre quegli anni terribili che partirono con le leggi razziali del 1938 fino poi alla liberazione del 1945. Calimani, la domanda ce la si è posta anche oggi: che senso può avere oggi ricordare quei fatti e non cadere nella retorica di quella che può diventare una celebrazione vuota che rincorre se stessa? Beh, almeno una mostra pone degli interrogativi, diciamo così, passa delle conoscenze e permette delle riflessioni, più di una targa, di una stretta di mano o di un monumento alla memoria, diciamo così, molto statico e molto freddo. Quindi noi auspichiamo che le scolaresche vengano preparate dai loro docenti a vedere, a interrogarsi, a capire e a fare loro questa memoria che non può restare solo come memoria degli ebrei, cioè proprietà degli ebrei, anzi dovrebbe essere una proprietà di tutti noi, assunta a livello collettivo, a livello sociale, a livello di civiltà occidentale. Non potete lasciarci soli un'altra volta, diciamo così, anche magari con pretesti della storia recente, del dramma israelo-palestinese. Un male non compensa l'altro, i mali si sommano, si accumulano uno sull'altro e producono la cascata, diciamo così, ma non si annullano. In effetti, a questo proposito, non possiamo ignorare il fatto che il 2024 si celebrerà una giornata della memoria che non è uguale alle altre. I fatti di Gaza hanno alienato, per usare un eufemismo, mi permetto di dire, parecchie simpatie allo Stato di Israele. Oggi però anche il sindaco Brognaro ha detto: un conto è il governo di Israele, un conto è lo Stato di Israele, un conto è il popolo ebreo.
Sì, queste differenze però né i grandi media né a maggior ragione internet, i social, né la massa, diciamo così, delle piazze ci riflette e se ne rende conto, fanno un tutt'uno. Intanto non si studia la storia, perché Gaza non è Gaza, Gaza è gli ultimi 80 anni della storia israelo-palestinese in cui torti e diritti si distribuiscono in maniera assolutamente equa. C'è chi non vuol vedere e quindi scende in trincea e parteggia per l'uno o per l'altro, che non porta sicuramente alla pace, non contribuisce a nulla, se non a creare odio, odio, odio e odio. E questo odio passa da azioni governative, parlo di Israele in questo caso, dalla politica di un governo a tutto il popolo di Israele, compresi coloro che sono in opposizione al governo e che lottano da 50 anni per la pace, che sono scesi a Tel Aviv a decine di migliaia a protestare contro il governo e contro le politiche governative, e poi da Israele passa agli ebrei del mondo. E quindi abbiamo un antisemitismo che sta quintuplicando in tutta Europa, in Francia in particolare, in Inghilterra, in Belgio, in Spagna, in Danimarca, in America non ne parliamo, cosa sta succedendo? Chi legge i giornali, quelli seri, quelli che passano informazioni, si rende conto di cosa significa oggi antisemitismo. È da aver paura, però se non ce ne rendiamo conto, non ne prendiamo atto, non faremo nulla. A Venezia come la situazione? C'è il ghetto più antico d'Italia, anzi è proprio il primo ghetto. A Venezia la situazione è tranquilla apparentemente. Io dico sempre che venire ucciso da una persona, da una cellula di Hamas, o venire ucciso da un matto che passa per la strada col coltello, a me non cambierebbe nulla. Spero che non succeda nulla, ovviamente. La situazione è sotto controllo, le forze dell'ordine e le istituzioni sono attentissime, abbiamo una collaborazione pazzesca e li ringrazio. Però le sorprese potrebbero arrivare ovunque e Venezia lo si sa, non occorre che lo dica, non è che dicendolo lo rendo noto ai terroristi, ma Venezia con Roma e Firenze è uno degli obiettivi sensibili in Italia, da sempre. Direi che con questa, purtroppo con quella che è una presa d'atto poi di quella che è la situazione attuale che stiamo vivendo, naturalmente sperando che tutto si risolva il prima possibile da Venezia, possiamo restituire la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Filippo Fois e al suo ospite. Sabato scorso fatti gravissimi a Vicenza, scontri tra centri sociali e polizia perché il corteo dei manifestanti voleva raggiungere la fiera di Vicenza per cacciare dal loro padiglione gli israeliani, gli espositori israeliani. Sono metodi da dittatura, per non dire di peggio e non rievocare appunto i tempi in cui proprio nel giorno della memoria si ricorderà coloro che vennero cacciati dalle scuole, vennero cacciati dal loro posto di lavoro, dalle loro città e dalle loro abitazioni. C'è stato su questo un consiglio comunale ovviamente infuocato. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Attenzione, consiglio comunale ad alta tensione. A Vicenza la guerra di strada diventa battaglia politica. Gli scontri tra polizia e antagonisti dei centri sociali durante il corteo contro Israele sono il grande tema di dibattito. Il centrodestra chiede che il sindaco di centrosinistra revochi la concessione della palazzina comunale al centro sociale Bocciodromo. C'è un punto sul quale siamo tutti d'accordo, l'abbiamo proposto noi con un ordine del giorno, ed è verificare, e lo possono fare chiaramente gli uffici del comune, l'avvocatura, l'ufficio del patrimonio, se ci sono gli estremi per la revoca, nel senso se c'è, diciamo così, un legame che possa giustificare la revoca della concessione. Su questo nelle prossime settimane, ma penso anche nei prossimi giorni, arriverà un parere, perché solo in quel caso chiaramente si può revocare. Sì, non vorrei che fossero quelle valutazioni infinite affidate agli avvocati. Gli avvocati possono esprimere pareri pro veritate a secondo delle situazioni più convenienti all'amministrazione. Qui bisogna andare dritti con la revoca, non ci sono pareri legali che tengano e semmai ce la vediamo poi un eventuale ricorso da parte dei concessionari in giudizio davanti all'autorità giudiziaria. Noi crediamo che ci siano le condizioni giuridiche per la revoca, l'articolo 11 e l'articolo 14 danno la motivazione giuridica per la revoca e quindi ci sono tutti i presupposti. Non vogliamo che venga trovata come scusa per poi rinviare la decisione. Ci si rifugia sui rilievi tecnici della questione quando quello che era necessario era una presa politica forte, decisa,
concreta rispetto a quello che non è più ammissibile, ovvero uno spazio pubblico gestito da chi passa il tempo a organizzare manifestazioni violente e sovversive. Attenderemo con ansia l'esito di questa avvocatura, l'esito, e analizzeremo i documenti che presenteranno al sindaco, auspicando che ce li presenti anche a noi di minoranza, quindi valuteremo come si muoverà il sindaco nelle prossime settimane e agiremo di conseguenza. E passiamo all'autonomia differenziata. Come sapete c'è stato il sì del Senato, adesso il DDL Calderoli passa alla Camera, le opposizioni affilano le armi per bloccare la riforma. Intanto sentiamo i commenti raccolti qui in Veneto. Il centrodestra parla di giornata storica, il centrosinistra boccia il DDL Calderoli puntando il dito contro tempistica e mancanza di risorse. Le due facce del voto di ieri al Senato sull'autonomia differenziata in attesa che il disegno di legge approdi alla Camera. Lega e Fratelli d'Italia respingono al mittente le critiche di chi sostiene che l'autonomia farà aumentare le disuguaglianze tra regioni. Se noi abbiamo le persone competenti, brave, e ci sono in tutta Italia, perché è proprio questo il ragionamento, se riuscissimo a sviluppare le materie attraverso le persone, le idee delle persone, soprattutto le risorse, migliorerebbero tutti. E chi non vuole uno Stato moderno probabilmente si tiene arroccato. La Schlein abbiamo capito che darà battaglia, ma non ha capito che i suoi del PD all'interno del referendum hanno votato per questa riforma. Sul rischio spaccature tra nord e sud del paese interviene anche il presidente ANCI Veneto Conte. Già oggi ci sono delle differenze sociali evidenti, quindi è lo Stato, spiega il sindaco di Treviso, che non è in grado di garantire gli stessi servizi ad ogni regione. È giusto che ogni regione abbia maggiore autonomia nella gestione delle proprie competenze, fermo restando che i veneti comunque proprio da Costituzione continueranno a sostenere anche quelle regioni che oggi magari hanno delle difficoltà. È vero che vogliamo un paese ad una sola velocità, però consentitemi di dire che non sia la più lenta. La Lega deve abbandonare gli antichi argomenti e accontentarsi di una sorta di baratellum tra autonomia e premierato, il commento del senatore PD Martella. Sono certo non sarà destinato a durare e che oggi prevede una sorta di scatola vuota senza risorse finanziarie e senza scelte che possono incidere davvero, come ci sarebbe stato bisogno, nell'economia e nella società del Veneto. Partito Democratico come Azione che non boccia l'autonomia, ma questo tipo di autonomia. Facciamo l'autonomia che sia utile per le imprese, facciamo l'autonomia che sia utile per i cittadini. Allora parliamo di subito poche materie, 8 materie su 23, facili da definire. Se l'autonomia invece diventa responsabilizzazione degli amministratori, e non mi pare che in questo momento ci siano grandissimi segnali in termini di premiare le amministrazioni virtuose rispetto alle amministrazioni che non sono virtuose da parte di questo governo, noi potremmo anche essere d'accordo, ma diciamo la verità, questa in qualche modo secondo me è una legge quadro che serve a prendere tempo. Abbiamo parlato ovviamente anche ieri sera a Focus, tra gli ospiti c'era l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia si è intestato gran parte del merito per essere arrivati con l'autonomia in Parlamento. Sentiamo cosa ha detto Crea. No, devo dire che storicamente e politicamente non è certamente uno dei principi di Fratelli d'Italia o della destra storica. E devo anche dire che però c'è un'evoluzione dei tempi, c'è un'evoluzione delle istituzioni, ci sono delle nuove esigenze di natura sociale e di natura economica. Colgo di buon grado le parole del nostro governatore che ha detto correttamente che le vittorie hanno tanti padri. Devo dire che se c'è un padre che 2285 giorni fa ha dato l'avvio al progetto autonomista è sicuramente stato Luca Zaia. Però se c'è anche un vincitore importante in questo momento è sicuramente Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Perché se è vero che anche la Lega, con tutti gli sforzi, ha governato con tutte le problematiche degli anni precedenti, ma non è riuscita anche per i compagni di viaggio che si è trovata al governo, in Parlamento, nella maggioranza, a condurre in porto quantomeno l'inizio di questo progetto di autonomia,
è dovuto arrivare Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni a tagliare questo primo importante traguardo. Quindi possiamo dire che tra i padri di questa vittoria c'è sicuramente Fratelli d'Italia, così come... Sicuramente Fratelli d'Italia, ha detto l'avvocato Crea. Adesso sentiamo cosa ha detto a Lucio Zanato, un alfiere dell'autonomia, un grande giurista, un costituzionalista del rango del professor Mario Bertolissi. Sentiamo. Finisce l'unità d'Italia? Guardi, si tratta di affermazioni che non hanno il minimo fondamento. È drastico il professor Bertolissi con chi si oppone in Parlamento all'autonomia differenziata. Chiara la sua tesi sulla situazione attuale dell'Italia. L'Italia è una indivisibile. Il punto è che non è mai riuscita a realizzare la cosiddetta e tanto strombazzata coesione economica e sociale, per cui tutti sanno che esistono più Italie da sempre, un'Italia del nord, un'Italia del centro e un'Italia del sud. Quindi di fatto già divisa e non coesa, dove anche il tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che secondo i contrari all'autonomia dovranno essere comunque garantiti alle regioni, in realtà dimostrerà le capacità o meno delle classi politiche di gestire i singoli territori. Osservo che ove si sono fatti, e mi riferisco ai LEA, livelli essenziali di assistenza, e cioè al campo della sanità, dopo l'introduzione dei LEA non è accaduto assolutamente nulla, perché oggi, non domani, esistono varie sanità e tutti lo sanno che quella della Calabria non è quella della Lombardia o del Veneto. Bertolissi, oltre ad essere uno dei redattori del referendum veneto sull'autonomia, ha partecipato alla commissione del professor Cassese che in pochi mesi ha fornito al ministro Calderoli gli strumenti per definire la legge approvata in Senato. E proprio dopo questa corsa contro il tempo che il costituzionalista critica aspramente un sistema che dal 2001 non avrebbe mosso un dito sull'autonomia. Io credo che sia sufficiente prendere in mano l'annuario parlamentare, vedere quali sono state le maggioranze e le opposizioni, fare l'elenco dei governi che si sono succeduti, guardare magari anche qualcos'altro, cioè anche alla Corte Costituzionale o comunque ad altri supremi organi dello Stato, si fa l'elenco di coloro che sono stati investiti delle più importanti funzioni, quelli di vertice che riguardano la Repubblica, e tirare una linea e dire: questi sono i responsabili, perché avevano a disposizione tempo e non hanno fatto assolutamente nulla. Uno stallo che, secondo il professor Bertolissi, se non sarà rimosso dall'autonomia, porterà tutti gli italiani ad una deriva pericolosa. Se è una deriva, bisogna che costoro sappiano che in vista c'è soltanto una cosa: il fallimento. Il fallimento, il professor Mario Bertolissi, intervistato da Lucio Zanato, e noi siamo come sempre andati a sentire anche i cittadini. Sentiamo prima i trevigiani e poi i bassanesi. Ci arriveremo senz'altro, magari fra 20 anni, però ci arriveremo. Abbiamo tempo. Abbiamo tempo per 20 anni, finalmente, che saremo su un palco. Su un palco. Se l'immaginano così quasi tutti i trevigiani la proclamazione dell'autonomia del Veneto, che con il voto di ieri in Senato ha indubbiamente fatto un passo avanti, cosa non scontata secondo molti, che ora vedono però il percorso un po' meno in salita. Però se noi procediamo con una certa velocità non possiamo essere rallentati da coloro che sono lenti. Più convinti gli uomini rispetto alle donne, che il nostro breve sondaggio vede meno interessate. Autonomia del Veneto. Ieri c'è stato il primo... Non sono in grado di rispondere. Contenta? Abbastanza. Non completamente, perché? Guardi, mi coglie alla sprovvista. Per chi invece segue, i commenti sono alquanto equilibrati. È comunque un passo avanti per la nostra autonomia e per la volontà dei veneti di essere un popolo unito e che continua per una strada comune. E quelli che dicono invece che spaccherà l'Italia? Non penso possa succedere una cosa del genere. Spererei quasi di no. Perché? Perché non sono molto convinta di queste autonomie, perché spacca l'Italia in tante parti, a parer mio. Che poi è il concetto ribadito dalle opposizioni in Senato, pronte, oltre alla battaglia per il voto alla Camera, anche ad un possibile referendum contrario. Noi abbiamo fatto a suo tempo il referendum, che era del 98 mi pare per cento, che voleva l'autonomia qui nel Veneto addirittura. Se vogliono fare un altro referendum,
che lo facciano pure. C'è chi dice che vogliono fare il referendum contro questa cosa qua. Hanno soldi da spendere. Per molti rimane il dubbio su quale autonomia sarà davvero possibile in questa Italia. Il problema è di verificare davvero in quale modo l'autonomia sarà in grado di rappresentare tutte le realtà locali e non solo le più forti e non con un istinto o con una volontà di sopraffazione. Ma la sintesi del pensiero trevigiano sull'autonomia sta tutta nel commento di questo ciclista. È chiaro che chi magari non gli conviene dice che non spacca, però essere un po' autonomi non sarebbe male, insomma, ecco. E adesso cosa dire ai politici che devono affrontare la cosa alla Camera? Pedalare? Ma è forte anche. Pedalare, dice sempre il Presidente Zaia, non è una sottrazione di potere, ma la responsabilizzazione di tutte le regioni che avvantaggerà tutti gli enti locali. Allora sentiamo a Bassano e Grappa cosa dicono i cittadini sull'autonomia. Il Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti il DDL per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Ma che cosa cambierà? Sentiamo che cosa ci dicono i bassanesi. Mi sembra che si stanno facendo delle differenze molto significative fra le varie regioni e questo non è giusto, secondo me. Questo va contro l'unità dell'Italia. E questo governo che tanto si dice patriota, mi sembra che siamo veramente lontani dall'essere patrioti. Oh, direi che va bene. Hanno detto che viene spezzata l'Italia in due, il sud e il nord, il sud è povero. Non credo, forse è uno stimolo a darsi da fare più a loro, insomma. Se è come le regioni che hanno già l'autonomia da diversi anni, che hanno delle agevolazioni per i cittadini, va bene. Certo che se va a discapito delle altre regioni non è corretto, insomma. Ci saranno maggiori differenziazioni tra le varie regioni d'Italia. Siccome siamo uno Stato unico, una nazione, ritengo che il rapporto sociale di equità debba essere primario e non una questione speculativa. Lei è favorevole comunque all'autonomia? Sì, a un certo tipo di autonomia fatta con criterio, non in maniera sguaiata, estremista. L'autonomia non l'avremo mai, secondo me, perché noi veneti siamo troppo bravi. L'autonomia gestita così come è gestita, pensando anche ai LEP, ai livelli essenziali, non potrà andare in porto perché è impossibile estenderli a tutta Italia. E la Lega sta facendo questa operazione così perché siamo in vista delle elezioni, però alla fine tutto si smorzerà. Può essere un inizio, però ripeto, bisogna vedere. Abbiamo avuto tanti sì negli anni, ma siamo ancora qua, quindi speriamo arrivi sta autonomia. Ottimismo, pessimismo, rassegnazione, speranza, sentimenti che si alternano per questa grande riforma. Andiamo in pubblicità 1 minuto e mezzo e poi torniamo per chiudere. E riprendiamo con le cheerleader venete negli Stati Uniti, in questo caso per tenere alta la bandiera bassanese. Si scrive cheerleading, si legge spettacolo. E i portabandiera di questa disciplina, relativamente nuovi in Italia e nel Veneto, sono sbarcati proprio in queste ore negli Stati Uniti per una competizione internazionale che si terrà a Hollywood, nella terra del cinema e dello spettacolo. Partiremo con 14 ragazzi e ragazze, più o meno tutti sotto i 18 anni d'età. Noi facciamo uno sport un po' particolare che è il cheerleading, composto da lanci, piramidi, acrobazie di vario genere, montati in una coreografia. Un viaggio nella terra in cui questa disciplina è nata e cresciuta, diventando un'icona a stelle e strisce. I ragazzi lo sognano da tanti anni, è veramente un sogno che si realizza. Ci proviamo, vediamo come va, portiamo una parte d'Italia dall'altra parte del mondo. Le aspettative sono molto alte per il gruppo di Tezze, anche dal punto di vista dell'apprendimento di nuove tecniche.
Sicuramente di imparare tanto, portare a casa un bel bagaglio nuovo di tecnica e anche di energia nuova e prepararci per i prossimi appuntamenti che abbiamo in giro per l'Europa. Viene naturale chiedersi quale sia la reazione del pubblico italiano di fronte a uno spettacolo di questa portata. Solitamente durante le nostre esibizioni la gente rimane a bocca aperta perché vedere ragazzi che si lanciano senza protezioni a più di 4 metri di altezza fa un certo effetto, però c'è sempre tanta curiosità dietro, questo sì. Ecco, si parla sempre delle cheerleader, ma ci pare di capire che invece ci siano anche dei ragazzi coinvolti. Esatto, partirà con noi appunto anche uno dei nostri ragazzi, uno dei nostri agonisti. Siamo molto aperti a raccogliere nuovi ragazzi perché più forza anche maschile c'è nel gruppo, più le piramidi possono diventare bellissime, insomma, anche all'occhio di un inesperto. Il viaggio negli Stati Uniti non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza per tutto il gruppo. Cercheremo di spingerci sempre più in là, portare nuovi obiettivi e nuovi sogni per tutti quanti i nostri ragazzi, quindi nuove leve sono ben accolte, insomma, in squadra. Servizio di Ferdinando Garavello, stasera a Treviso una galà di beneficenza Arte per Amore al Teatro Mario del Monaco, serata ideata e prodotta da Manuela Pagot col patrocinio del Comune. Vediamo cosa dice, cosa ha detto una ballerina della Scala che partecipa a questa iniziativa. Sentiamo. Buongiorno a tutti amici, sono Beatrice Carbone, già ballerina solista del Teatro La Scala di Milano e vi voglio invitare questo giovedì 25 gennaio alle ore 20:30 al Teatro Mario del Monaco per il bellissimo evento Arte per Amore che organizza come ogni anno ormai Emanuela Pagotta, la mia cara amica, a Treviso. Questo evento vede il desiderio di dare in beneficenza a delle associazioni un contributo da parte di tutti. Ci saranno artisti, tra ballerini, tra musicisti nella prima parte che saranno in questo spettacolo per amore e nella seconda parte gli allievi delle scuole saranno i protagonisti dello Schiaccianoci. Le associazioni alle quali verrà devoluto questo dono d'amore sono Advar, Centro Antiviolenza Telefono Rosa Treviso, Il Filo di Simo, Matite Colorate, Solidarietà. La madrina eccezionale di questa serata è l'onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare Femminicidio e ogni altra violenza di genere. Quindi, grandissima serata, amici, vi aspetto tutti al Teatro Mario del Monaco, giovedì alle 20:30. Ciao! Grazie molte, grazie. Chiudiamo con una notizia appena arrivata. A Rovigo si è dimesso il sindaco Gaffeo perché ieri il Partito Democratico aveva ritirato l'appoggio alla maggioranza. Il sindaco ha detto che è una decisione irrevocabile. Grazie a tutti per averci seguito, grazie ad Andrea Basso e a Italo Morao in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.